Assalto al treno del Venezia, processati per direttissima, 8 ultras sono stati condannati a pene fino a 2 anni di reclusione e 5 anni di daspo, in 7 già fuori con la condizionale. È ferma la condanna del Comune di Venezia sull'assalto al treno dei tifosi arancio-nero-verdi, a esprimerla il vice sindaco e assessore comunale allo sport Andrea Tomaello. Un incendio di vaste proporzioni causato da una probabile fuga di gas ha coinvolto un'abitazione di Cavarzere, provocando anche un'esplosione nella quale sono rimaste ferite 2 donne. Scontro frontale questa mattina lungo la Romea fra Lova di Campagnalupi e Rosara di Codevigo. Un uomo è rimasto ferito gravemente, tra le ipotesi un colpo di sonno. Sono intervenuti anche militari che presidiano la stazione di Mestre per aiutare la polizia a bloccare e arrestare una donna andata in escandescenza sul treno della linea Bassano-Venezia. Sdegno e preoccupazione del collettivo LGBT di Venezia dopo le dichiarazioni dell'eurodeputato Vannacci, che ha definito gli omosessuali fastidiosi ed esibizionisti. Certe zone di Mestre sono completamente trascurate, l'amministrazione intervenga all'appello del consigliere di municipalità Rigamonti, sollecitato da molti residenti. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Ed ora siamo alla cronaca. Processati per direttissima gli 8 ultras protagonisti dell'assalto al treno nella stazione di Basiliano, 7 i patteggiamenti, 1 va al dibattimento il 17 febbraio. 7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo, gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il daspo per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60. Ed è ferma la condanna del Comune di Venezia sull'assalto al treno dei tifosi arancio-nero-verdi, ad esprimerla il vice sindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello. Un assalto probabilmente preparato, ne hanno fatto le spese anche 2 poliziotti a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza, e devo dire che insomma condannare e allontanare queste persone dagli stadi è sicuramente la cosa che bisogna fare. Il 30 ottobre del 2024 tensioni e qualche scontro tra opposte fazioni avevano segnato anche il pre e il post partita della gara d'andata tra Venezia e Udinese, ma per quanto l'incontro fosse valutato a rischio incidenti, nessuno si sarebbe mai
inaspettato un assalto come quello subito dal treno che riportava a casa anche diverse famiglie andate in Friuli solo per trascorrere un pomeriggio di sport. È stato un attacco veramente duro, soprattutto perché nel treno c'erano anche tante famiglie, c'erano persone in mezza età, ragazzi, insomma non c'era solo la parte di tifo più caldo e quindi insomma anche la paura che hanno preso queste persone. Lei ha avuto modo anche di parlare con qualcuno dei viaggiatori che si trovavano su quel treno? Sì, qualcuno mi ha scritto, in particolare un padre con un ragazzino che era su quel treno e ha preso parecchia paura perché insomma hanno deciso di fare il viaggio in treno insieme a tanti tifosi, perché insomma l'afflusso di tifosi veneziani sabato è stato davvero importante e anche molto bella e loro erano tranquilli, insomma hanno preso parecchia paura perché insomma non erano abituati a queste dinamiche. Dinamiche che ci si augura di non vedere mai più nel prosieguo della stagione. La posizione del Pierluigi Penzo lo rende uno degli impianti sportivi più suggestivi non solo d'Italia, ma al di là dei gruppi di tifosi organizzati, scortati in battello direttamente allo stadio, la preoccupazione è per quei gruppi che si disperdono a piedi lungo le calli. Per arrivare si passa attraverso Venezia, Piazza San Marco, Rialto, insomma tutte le bellezze della nostra città. L'attenzione è massima, c'è un dispositivo di sicurezza importante, di più degli altri stadi, perché naturalmente è facile che qualche scontro avvenga anche fuori dello stadio. Speranza è quello che la stagione finisca in maniera tranquilla, che non ci siano scontri, ma che ogni partita sia una festa. Continuiamo a parlare di questo assalto, la testimonianza di Cecilia Tonon, consigliera comunale a Venezia e vicepresidente del Venezia Club Alta Marea. Parte di noi sono venuti a Udine in pullman e sono stati contenti di non essere in quel treno. Io ho parlato anche con persone del treno che mi hanno raccontato di scene di panico, effettivamente c'erano famiglie, c'erano bambini, c'era gente che non c'entrava nulla. Paura e incredulità tra le persone a bordo del treno partito poco prima dalle 18 di sabato 1 febbraio da Udine diretto a Venezia, assaltato dai teppisti celati dietro la maschera del tifo all'altezza della stazione di Basigliano una decina di minuti dopo. Fumogeni, razzi, mortaretti, una sassaiola, scene da film vissute sulla loro pelle dai ignari tifosi del Venezia, non facenti parte della curva lagunare, saliti nel capoluogo friulano per assistere alla partita di campionato e passare una giornata di sport e allegria assieme agli amici friulani. Il racconto di Cecilia Tonon, consigliera comunale a Venezia e vicepresidente del club Arancio Nero Verde Alta Marea, portavoce dei tifosi trovatisi in mezzo a un vero assalto al treno che solo la mano amica ha evitato di dover raccontare una strage con un centinaio di morti. Cortava entrambe le tifoserie, sono intervenuti subito, ma io ho letto, non ho diretta esperienza, ma ho letto di fuoco appiccato ai binari per fermare il treno, di questi personaggi che si sono buttati sui binari per fermare il treno. Mi sembrano cose assolutamente folli, che non sono giustificabili, e chi era dentro al treno mi ha detto che ha visto arrivare i sassi, i finestrini esplodere ed è stata una scena terribile, si sono spaventati. Per fortuna poi sono stati portati via le famiglie con i bambini, ma anche questo, insomma, non è neanche giusto che i tifosi siano rimasti lì un'ora e mezza a aspettare che il treno ripartisse. È veramente un momento molto triste, indipendentemente da chi ha iniziato, perché adesso c'è il rimpallo delle colpe, sono stati prima i veneziani ad aggredire gli udinesi alla partita di andata, non lo so, è grave per entrambe le fazioni. Continuiamo con la cronaca di 2 donne rimaste ferite dopo l'esplosione e l'incendio nella loro abitazione di via Martinelle a Cavarzere. Il bilancio della probabile fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio verso le 15:45. L'incendio all'interno della casa, che è parzialmente crollata, le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale di staccamento di Adria Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le 2 donne rimaste ferite, suocera e nuora, sono state prese in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferite in ospedale. Le fiamme sono state spente. Incidente questa mattina lungo la Romea Fralova di Campagna Lupia e Rosara di Codevigo, un uomo è rimasto gravemente ferito. Un violento impatto tra un furgone e un mezzo pesante lungo la Romea, avvenuto poco dopo le 7 fra Lova di Campagna Lupia e Rosara di Codevigo, ha mandato il traffico in tilt. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi. Il più grave, l'uomo alla guida del veicolo più leggero della Melinato Impianti di Mirano. È rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco per poi essere trasferito d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso. La prognosi è riservata. Il furgone che guidava stava procedendo in direzione Chioggia
Chioggia e avrebbe invaso all'improvviso la corsia di marcia opposta, andando a sbattere contro il tir proveniente da Bari. Le parti anteriori dei mezzi sono andate distrutte nell'impatto. Il camion si è fermato al limite del fossato adiacente alla carreggiata. Coinvolta in modo meno rilevante anche un'automobile che correva dietro il furgone. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, 2 ambulanze e 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mestre, Mira e Piove di Sacco, oltre ai mezzi del soccorso stradale. Da accertare le cause della manovra improvvisa, tra le ipotesi al vaglio un colpo di sonno. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo e la Romea è rimasta bloccata, provocando code chilometriche sia in direzione Chioggia che in direzione Mestre. Sono intervenuti anche i militari che presidiano la stazione di Mestre per aiutare la polizia a bloccare e arrestare una donna andata in escandescenze in treno sulla linea Bassano-Venezia. Da Spinea a Mestre in treno basta una decina di minuti, un tempo comunque sufficiente ad una passeggera per finire in manette con l'accusa di resistenza, violenza pubblica ufficiale, minaccia grave e lesioni personali, nonché possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti resi noti oggi risalgono a mercoledì scorso, quando la donna è andata in escandescenze su un treno proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Venezia. Secondo le ricostruzioni, prima ha offeso e minacciato senza motivi apparenti una ragazza, poi l'ha aggredita fisicamente, quindi ha minacciato con una forbice un altro passeggero che voleva soccorrere la giovane vittima. Infine, all'arrivo della polizia, estratto dalla tasca del cappotto un coltellino multiuso, avrebbe tentato di colpire, senza però riuscirci, uno degli agenti. Grazie anche all'intervento di 3 militari dell'esercito, i poliziotti l'hanno bloccata e arrestata. L'autorità giudiziaria, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Sdegno e preoccupazione da parte del collettivo LGBT di Venezia, le parole dell'eurodeputato Vannacci sulla categoria che ha definito gli omosessuali fastidiosi ed esibizionisti. Al generale Vannacci vorremmo rispondere che proprio le ostentazioni di cui parla sono quello di cui la comunità LGBTQIA+ avrebbe bisogno in questo momento. Quello che per gente intollerante come Vannacci è ostentazione, per la comunità significa semplicemente attraversare strade e piazze in completa sicurezza. Risponde così la categoria LGBT del collettivo universitario Liberi Saperi Critici di Venezia alle critiche mosse nei loro confronti dall'eurodeputato Roberto Vannacci. La categoria LGBT, fastidiosi esibizionisti nell'ostentare in pubblico effusioni non richieste e prevaricanti del comune senso del pudore, aveva detto in estrema sintesi da Quarto d'Altino nel tour di promozione elettorale da Porte Grandi alla domanda su San Valentino alle porte con la promozione di offerte e pacchetti gay friendly dai vicini alberghi e hotel termali. A me non dà nessun fastidio l'orientamento sessuale delle persone, ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che invece è fastidioso è l'esibizione ostentativa di quelli che sono piaceri o comunque orientamenti personali e che non interessano al resto del mondo. Cioè, quando invece questo orientamento diventa un modello di società futura, allora le cose danno fastidio perché prevaricano quello che è il senso comune del resto della popolazione. Per il resto, se c'è l'albergo gay friendly, il ristorante gay friendly o la motobarca gay friendly, sono problemi loro, vadano dove vogliano, la libertà è bella proprio per questo. Le parole di Vannacci macigni, di più, violente e ripetute intimidazioni che certamente non tutelano le persone LGBT vittime di aggressioni e pestaggi. La condanna senza se e senza ma del collettivo veneziano. Cosa che invece non sta accadendo in questi mesi, quando le aggressioni verso coppie omosessuali, verso persone facenti parte della comunità non fanno altro che aumentare, complice un clima politico sempre più repressivo e complici anche le dichiarazioni del generale stesso. Vogliamo poter vivere apertamente e liberamente le nostre vite, senza doverci nascondere in bar o in hotel gay friendly. Ho già invitato il Presidente del Senato La Russa per la posa della prima pietra del nuovo stadio di Tessera, confida il Sindaco Brugnaro, anticipando di come si stia procedendo speditamente anche con il progetto della nuova questura di Marghera. Avanti tutta con la nuova questura di Marghera nell'area dell'ex scuola Monteverdi accanto a via Ulloa e di fronte alla fontana di Piazzale Giovannacci.
Ho grande fiducia nell'avvio dei lavori, parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a margine del convegno sulla sicurezza del SAP tenutosi a Mestre, spazzando via così le voci su un nuovo possibile stop ai cantieri. Stavano avanti, c'è la gara aperta, sono partecipate diverse aziende, c'è la commissione in corso, ovviamente io in questo non entro perché saranno loro a giudicare, ma insomma sono fiducioso che partono i lavori. La copertura per l'aumento dei costi c'è, garantisce sempre il primo cittadino, ricordando il progetto della nuova questura che tra i nomi di spicco vede anche la firma dell'architetto milanese Mario Cucinella, già protagonista in Giappone all'Expo al Padiglione Italia. Sì, l'avevamo già dato tutta, l'avevamo già detto, era tutto che mi è a conoscenza, poi ogni giorno ci sono novità perché io mi fermo a oggi, adesso, non doveva esserci problemi e siamo molto orgogliosi di farlo. Tra l'altro il professionista Cucinella è lo stesso che è il design e il progettista del Padiglione Italia a Osaka. Sindaco che si porta avanti anche con i lavori di rappresentanza, è il caso di dire, visto che ha già invitato Ignazio La Russa per la posa di un'altra prima pietra, quella del nuovo stadio di Tessera, i cui cantieri sono previsti a breve, manca solo il tassello dell'ultima approvazione, mentre procedono speditamente i lavori degli altri 4 progetti della cittadella del Bosco dello Sport. Sono stato a incontrare piacevolmente il Presidente del Senato, che ho invitato a venire alla prima pietra o comunque quando cominceremo la costruzione dello stadio. Comunque io lavoro sempre per questa città, da sempre, continuerò fino all'ultimo giorno, l'avevo promesso e continuo a farlo. Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina il consigliere regionale Montanariello insieme alla collega del Partito Democratico Zottis ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale alla sicurezza Corazzari per chiedere quali azioni vuole adottare la regione per tutelare i cittadini e gli operatori del commercio clodiense vittime da oltre un anno di furti e spaccate. Un clima di insicurezza, scrivono, si sta diffondendo in città ed è indispensabile intervenire anche per scongiurare l'agonia del settore del commercio che rappresenta una linfa vitale irrinunciabile. Lo dico ad antenna, certe zone di Mestre sono completamente trascurate, l'amministrazione intervenga, lo denuncia il consigliere di municipalità Rigamonti, sollecitato da molti residenti. Qui giornalmente cadono persone di una certa età, cioè io dico la sicurezza è la prima cosa da fare in un territorio come il nostro. Qui siamo a pochi metri dalla piazza Farreto, dal simbolo della nostra città, la Torre di Mestre, e se vi guardate intorno sembra un bombardamento, ci sono buche dappertutto. Dopo aver segnalato più volte all'amministrazione la situazione del manto stradale e non solo, da via Giordano Bruno al centro di Mestre, il consigliere Rigamonti ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione di cui molti residenti, dice, si lamentano da tempo. Sono anni che i residenti si lamentano, è tutto un groviere, è tutto un buco, non ci sono risorse, il territorio è ampio, le problematiche ci sono, non è che dico che non ci siano. Però dare un occhio di riguardo al centro di Mestre, che è proprio il biglietto da visita della città, insomma mi sembra un po' trascurato il discorso, ecco. Basta fare pochi metri e la situazione non cambia. Qui siamo al centro di Mestre e questa qui veramente è un'autostrada, anche perché non c'è distinzione fra Piazza Ferretto e Via Palazzo, la peschenatura è tutta uguale, i pedoni pensano che sia tutto quanto pedonale, o mettiamo un dissuasore di un altro colore oppure un semaforo a richiesta, cioè cerchiamo di mettere la sicurezza come primo obiettivo. E a giudicare dalle immagini chi attraversa si allontana dalle strisce proprio per la condizione della pavimentazione. Le cose questa amministrazione le ha fatte e anche molto belle, cioè io non critico questa amministrazione, anzi, però dico bisogna avere anche un occhio di riguardo però per il centro di Mestre, insomma il centro di Mestre in questo specifico caso è proprio il biglietto da visita della città, e comunque anche via Giordano Bruno per esempio, che è una strada a traffico limitato, è transitata da chiunque voglia attraversarla, perché è inutile mettere dei cartelli transito per i residenti. Se non c'è monitoraggio con una telecamera, qui passa chiunque. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.